Andiamo ad allenarci, va, che è meglio. Un grandissimo buongiorno, anzi un buon pomeriggio ai amici di Vado al Max. Un po' giù di morale questo pomeriggio per via del Gran Premio di Singapore. Quando vedrete questo vlog sarà sabato 23, quindi sarà già trascorsa una settimana. Non vi faccio lo spoiler, però lasciamo perdere. Sono cose che capitano nelle corse, però rompe le scatole, ecco, perché ti stai giocando un mondiale e certe cose onestamente speri che non succedano mai. Comunque, cambiando argomento, bentornati in questo nuovo vlog. Finalmente ritorno ad allenarmi, anche se da solo. Mi sto dirigendo verso il Chioggia Kart di Chioggia del buon Nicola Baldan, che gestisce la pista, per allenarmi in vista della prossima gara di campionato Playcart. Bene sì, è stata decisa la sede della sesta gara di campionato e la prossima gara verrà disputata a Piacenza. Ok, vi chiederete, ma come mai Piacenza? Perché il buon Daniel Valti ha valutato bene di fare, diciamo, in un'unica giornata sia il campionato Playcart Veneto che il Playcart Emilia Romagna, ovviamente in due corse distinte. Playcart Emilia correrà alla mattina e invece noi correremo al pomeriggio, per cui vi sto un attimino riprendendo con gli allenamenti in vista proprio della gara di domenica prossima. E ho scelto Chioggia perché comunque assomiglia un po', come caratteristiche è molto simile alla pista di Piacenza, la Turbo Kart di Piacenza, per cui onestamente vado là anche perché è molto simile, anche perché ne approfitto per testare un paio di cose che vorrei portarvi più avanti sul canale. In primis verificare il corretto funzionamento e la corretta stabilità del nuovo supporto del mio nuovo sistema di cronometraggio GPS, che lo vedrete nello schermo, e da questo video scaturirà una piccola idea che ho avuto, che è quella di fare un piccolo tutorial su come fare i video con la sovraimpressione e la telemetria. Niente di così eclatante, però secondo me è un buon video da poter fare, da poter portare sul canale, perché comunque onestamente di video che trattano appunto il video editing con la sovraimpressione GPS non ne ho visti, di tutorial non ne ho visti. Per cui vediamo di andare in quel di Chioggia, giornata tutto sommato buona a livello di tempo, c'è un po' di vento ma va bene lo stesso, anzi, e 45 minuti di strada non neanche tanto, per cui andiamo subito a verificare, andiamo subito in pista, perché onestamente è dal 27 di agosto che non metto piede su un kart. Bene, eccoci qui, finalmente sono arrivato, non vedevo l'ora perché onestamente sono un po' in astinenza. Tempo perfetto, cioè veramente giornata fantastica, pomeriggio fantastico per poter girare. Speravo in un po' meno gente, però non importa, dai, vediamo di andarci un pochino a divertire, dai. Eccomi qui, rimetto per dopo tanto tempo la mia tuta e vediamo anche di provare questo nuovo aggancio per il sistema di cronometraggio GPS.
Eccoci qui, finito i primi 20 minuti di questo pomeriggio di allenamento, 37.0 di miglior tempo. Mi sono trovato anche col buon Roberto Chiozzo, detto Roby Roll. Mi sono un pochino tolto un po' di ruggine, ho testato il nuovo supporto che ha funzionato egregiamente. Peccato che la parte più importante, ovvero la parte software hardware, non so perché si è impiantata e non è più riuscita a registrare dati. Vabbè, pazienza, vedrò di risolvere il problema e adesso andiamo via di altri 20 minuti per poi tornare verso casa. Bene, eccoci di ritorno, sono le 8:30, sono stato un po' più del previsto perché sapete com'è la chiacchiera con il buon Nicola Baldan è subito rapida e immediata. Sì, diciamo è veramente oltre ad essere un gran pilota, un gran manico, è anche una persona squisita, simpaticissima, professionale all'ennesima potenza. Vi lascerò il link qui giù in descrizione del sito della pista di Chioggia Car se volete andare, ve la consiglio perché sì, è piccolina, però credetemi, se siete alle prime armi e avete voglia di imparare, credetemi, questa è una delle piste migliori per farlo, perché siete seguiti, volendo si possono fare anche i corsi di guida, che come istruttore vedono Nicola Baldan, per cui chi meglio di un pilota professionista può darvi consigli giusti per migliorare la vostra performance e il vostro stile di guida, anche perché, diciamolo ad onore del vero, è anche ora come ora sta lottando per il campionato TCR Italy, quindi è uno che ne sa comunque. Detto ciò, pomeriggio intenso, molto molto produttivo, risultato del test di stabilità del nuovo supporto superato tranquillamente. Forse devo riuscire un attimino a far fare più grip al supporto stesso, perché ho visto che tenderebbe a scivolare verso il basso perché fa poco grip, fa poco attrito con la corona del volante di Sodi. Adesso c'è da lavorare sulla parte hardware / software, perché non so per quale motivo durante il primo run ho avuto problemi tecnici, per cui non so perché si è impiantato il cronometro, non so per quale motivo si è impiantato, non lo so, questo mistero che dovrò capire. Non è la prima volta che mi capita, però devo cercare di capire cosa può essere che non va. Durante il secondo run, sempre da 20 minuti, figurarsi di male in peggio, si è riavviato il cellulare. Quello, vabbè, posso dire, può essere che sia vecchio, che si sia surriscaldato, per cui è andato in protezione e si è riavviato per raffreddare le temperature, per abbassare le temperature. È una cosa che un po' mi ha fatto rompere le palle, però spero di risolvere tutti questi problemi con un mio progetto che spero di realizzare da qui a poco tempo, comunque in tempi brevi, perché onestamente penso penso vivamente che potrebbe essere una figata di quelle pazzesche, onestamente parlando. Comunque, detto ciò, vi saluto, vi auguro una buona notte, essendo anche sono le 8:30 di sera. Questo video lo vedrete sabato 23, giornata pre-gara della sesta tappa del campionato Playcar Veneto, che, come ho detto all'inizio, si disputerà in quel di Piacenza, in concomitanza con la gara del campionato emiliano. Prossimi appuntamenti, oltre alla gara del Playcar Veneto, spero di riuscire a fare una 2 ore endurance in quel di Cremona Circuit, perché onestamente ho sempre avuto la curiosità di volerci andare a girare, perché mi ha sempre ispirato tantissimo come pista, come mezzo e tutto quanto. Sinceramente non mi dispiacerebbe provare a fare una gara lì.
poi a ottobre ci sarà la penultima gara del campionato che, fermo restando così, dovrebbe disputarsi a Raceland, e spero, e dico spero, il 30 di settembre di riuscire magari a sentire un po' di gente per andare giù a Pomposa. Pomposa è stata scelta dalla CRG come prima tappa del roadshow che farà la CRG per lanciare il suo nuovo kart, il famoso kart con telaio racing e motore Briggs & Stratton. Ecco, quello lì è stato presentato, si chiama FS4, viene venduto a un prezzo molto concorrenziale rispetto a un normale kart due tempi, e io onestamente mi sta frullando l'idea di andare giù a Pomposa appunto per questa prima tappa di questo roadshow, per provarlo su una pista seria. Onestamente mi sta venendo l'idea malsana di andare giù, anche perché è gratuito il test. Sì, sono 2 sessioni da 10 minuti, però almeno vorrei provarlo con mano, perché venendo dal stesso concetto lo stesso concetto di questo kart che è stato sviluppato a Raceland, io onestamente sono curioso di voler capire e vedere come funziona, come va questo famoso motore Briggs & Stratton che in America ha fatto faville, praticamente ha rivitalizzato il settore del karting nordamericano. Comunque spero che questo vlog pomeridiano verso orario aperitivo vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, e se avete domande o richieste particolari per magari suggerimenti o quant'altro, di lasciarmele qui sotto nei commenti e vedrò di accontentarvi. Per cui un caloroso saluto da vostro Vado Max e ci vediamo col prossimo video, che sarà il vlog della 6ª tappa di campionato del Playcar Veneto. Bye bye!